anche oggi pronta per andare in baita, vero Mimì? Oggi ho pulito sto tiragrafo perché era lurido, era pieno di pelo, ma perché a loro piace stare in questa stanza. Praticamente, beh, la mattina sì, pomeriggio un po' meno, però piace parecchio come stanza. Qua c'è il bubuzzo, è un mio bubuzzo. E basta, sto aspettando che arrivino i miei, perché oggi vado su con loro e non muovo la mia macchina. Mamma mia, che brutte nuvole che ci sono già oggi. Cioè io volevo andare su tipo e prendere un po' di sole, visto che ieri non ero riuscita. Ma c'erano già dei brutti nuvoloni. Vabbè. L'importante è stare un po' fuori dal mondo. E quello è l'unico posto. Io poi lunedì rientrerò al lavoro. Non ho per niente voglia. Ad oggi, 27 di luglio, non ho ancora fatto modifiche qua in casa, quelle che vi avevo detto, sia in poggiolo che qua all'esterno. Non ho ancora fatto niente, perché non ho comprato niente, non ho preso niente. Perché per la fioriera qua fuori, in realtà, forse abbiamo una soluzione senza dover acquistarla, perché comunque hanno un costo molto alto, le fioriere fatte bene proprio con la parete. Su Amazon le ho viste, ma della misura che serve a me, che voglio io, perché sono io che voglio tutte queste modifiche in casa. La misura che serve, che voglio io, non c'è. Quelle che ho visto costano, ma non so che qualità abbiano. Cioè, io spenderei anche, il punto è la qualità del materiale, del legno, deve essere buona. E allora forse abbiamo una soluzione. Comunque qui c'è Bue che si fa sempre le unghie sul tronco. Infatti è sempre pieno di pezzi per terra. Forse gli servirebbe un tiragraffi, però non so se lui sa usarlo. Sto registrando clip su video della natura, nel senso che vado in giro per il bosco, ma anche non distante dalla strada, un po' fuori, che non ci siano rumori però, che i rumori però purtroppo si sentono sempre in qualche modo, ma praticamente io voglio mettervi questi video sull'altro canale, The Silent Mountain. Voglio mettere questi video senza gran editing, li attacco insieme e li metto lì con l'audio originale, quindi suoni ambientali della natura e nient'altro. E li sto registrando un po' col telefono, che la qualità non è eccelsa, e un po' li sto registrando con la macchina fotografica, che la qualità è migliore, ma non è eccelsa neanche con la macchina fotografica. E per il prossimo anno probabilmente comprerò qualcosa di più non professionale, però che dia un po' più qualità ai video, perché quei video vengono visualizzati se la qualità è buona, altrimenti non è, cioè, uno che guarda quei video li guarda per la qualità video e va bene anche per i suoni ambientali, ma anche per la qualità video. E se la qualità video non c'è tanta probabilità di successo tra virgolette, di avere visualizzazioni. E niente, fino ad adesso ho registrato parecchie clip. C'è una clip che non so se dura, no, 10 minuti, no. Solo della cascata, dell'acqua che scende, basta. Cioè è un video solo così. Io non so se può piacere una cosa del genere, però provo a metterlo. Mi cambia niente, io provo a metterlo sul canale. Magari sistemo un attimo i colori e provo a caricarlo lo stesso. Boh, così. Oggi i miei sono in ritardo. Ieri ero andata su per conto mio in macchina perché non ero stata bene durante la notte e quindi mi ero presa tutto il tempo possibile e immaginabile la mattina per prepararmi e prendere il via, preparare lo zaino. E invece oggi ho deciso di andare su con loro, ma io preferisco andare su con loro nel senso, cioè sono più limitata,
perché se voglio venire a casa non posso, o devo venire a piedi, ma preferisco, perché con la macchinina, con la Kia, potrebbe essere un problema, perché la strada è una corsia sola, no? E a me non dà fastidio che sia una corsia sola, il problema è quando incroci qualcuno, perché è a doppio senso, cioè non c'è una strada per salire, una strada per scendere, è a doppio senso. E il problema è che la Kia è bassa e tutti i posticini, quasi tutti i posti dove ti puoi un attimo spostare per far passare l'altro, sono magari un po' più bassi, cioè rischierei di toccare sotto la macchina. Quello è il problema di quella strada. E finché avevo la mia macchina vecchia, l'appunto, andavo ovunque. Con questa qui ho un po' più difficoltà. Però ieri mi è andata bene, ho incrociato qualcuno ma è andata bene. Però preferisco sempre andare con qualcun altro invece che usare questa macchina. Ciao! 14:30, sono qui, che però il sole non c'è più. Volevo mettermi un po' il sole, ma non c'è più. C'ho la mia postazione qui, ma ahimè il sole va e viene. Io sono in discesa. Stai qui, bellissima. Che bella. No, torna qui, no, non andartene, dove sei? Boh. Comunque c'è un vento che fa tutto tranne che caldo. Cioè, stamattina mi ero messa qua al sole un po', poi però scaldava un po' troppo, sicché mi ero tolta e ero andata a farmi una passeggiata tutto qua sopra, nel bosco qua sopra. Sono andata un bel pezzo in su, parecchio in su sono andata. Poi stavo scendendo e sento qualcuno che mi chiama. Era mio papà che si stava facendo un giro anche lui, e quindi niente, siamo venuti giù insieme. Ma è un bel bosco qua sopra, bello bello. Ho fatto qualche filmato per l'altro canale, ancora qualcosina, e io lo so che, ma beh, voi vedrete questi video in settembre, forse non farà più così caldo, però sono col pile, a fine luglio col pile, cioè davvero. Adesso non so se prendermi la macchina fotografica e andare a fare un giro, no, ma metterla qua fuori, solo che c'è tanto vento, dà fastidio. Però stavo pensando proprio di fare qualche filmato qua fuori. Non c'è più nel vaso dei fiori. Mamma mia, che stanco che sei. Senti l'elicottero? Ciao. Mangiamo la pappa? Sì. Allora, 5 agosto, io credo sia giunta l'ora di dire addio a questa scatola. Credo sia giunta l'ora di dirle addio, perché comunque la sua vita l'ha fatta, decisamente. Mi dispiace buttarla, perché questa è la scatola che usava sempre Panna. Però, cioè, io la terrei ancora, nel senso, tiene perché comunque ha tutto lo scotch attorno. Però ragazzi, questa risale al 2017, è ora di eliminarla, perché comunque cucce ne hanno, quindi so che a loro piace tantissimo come scatola, ma adesso hanno quella della frutta, e a loro piace tantissimo perché è rigida e fanno a gara per chi va dentro prima, quindi io credo che questa si possa eliminare, anche se mi dispiace. Pepe, possiamo eliminarla questa scatolina? Questa, guarda Bubi, qua, guarda questa scatola,
Pepe, guarda, la tua catolina la possiamo eliminare? No, ha detto che se ne va, a lui non gliene frega niente. Sto facendo un po' di sistemazione perché non faccio niente di grosso, di pulizie grosse, ho solo cambiato quello, cambio le fodere, ho tolto le fodere anche di qua, la tovaglia buttata a lavare, ma non farò niente di che perché sono già le 16:27, è già tardissimo. Volevo giusto dare una pulita a ste robe qua dei gatti, perché ho pulito quella lì, era un disastro, era sporchissima. Vorrei pulire il tiragraffi, ma c'è gattino lassù e allora non lo pulisco. E anche quello è tanto sporco. Sarebbe ora di cambiarlo proprio. Vabbè, niente, io provo a eliminarla questa. Mi dispiace tantissimo però eliminarla, è un pezzo di storia questo. Ma bisogna saper dire anche addio alle cose, quindi io credo che sia giunto il momento adesso. Vero Pepe? Niente, lui fa il giro larghissimo perché c'è l'aspirapolvere. Mommy, ciao, guarda, la tua scatola. La buttiamo? La buttiamo la scatolina? Ah, io vorrei fare le unghiette. Hai fatto i buchi, eh? Fai 2 unghie, dai. Come faccio a buttarla? Ecco, fatto. Pippo, guarda anche tu quella scatolina. Salutala. Dunque, sì, Pepe, basta. Non ho mica pace con lui, Allora, sto un po'... Io ho sempre un problema. Io ho sempre il problema che se ho i mobili, se so di avere qualcosa in disordine, non sto bene con la testa. Io ho questo problema. Quindi sto riorganizzando la dispensa e ho fatto delle modifiche. Poi ve le farò vedere quando avrò più o meno completato, perché adesso è ancora un po'... sono ancora un po' indecisa sul... Non volevo che sbattesse. No. Allora, avete visto il caos? Questo è. Io non ho pace con queste stanze, ma non ho pace proprio con i mobili. E quindi ho dovuto togliere tutto da quest'armadio perché sapeva di muffa. E allora per togliere l'odore mia mamma mi ha detto devi spruzzare l'aceto puro. E allora ho messo l'aceto. Non c'è odore di aceto qua dentro, è già andato via. Ma non so se l'odore di muffa sia sparito. Sì, non c'è più odore di muffa. Perfetto. Perché in teoria i mobili di legno ci spruzzi l'aceto per far andare via l'odore e dovresti metterli al sole ad asciugare. Però io l'armadio non posso metterlo al sole e quindi l'ho lasciato asciugare così. Ho dovuto togliere tutto per sistemare questa faccenda. E su Amazon avevo comprato queste scatole che sono perfette, profonde uguali all'armadio, e le avevo comprate proprio per questo motivo, per eliminare tutte le scatole di carta dove avevo messo via la roba, perché le scatole di carta comunque assorbono la muffa, e infatti queste qua sanno di muffa. E così ho dei contenitori trasparenti, vedo cosa c'è dentro e sono anche molto pratici da tirare fuori. Cioè è comodissima sta cosa. Perché non ci ho pensato prima? Non ne ho idea. Non chiedetemi questa cosa, io non lo so. Perché non ho pensato prima di fare a questa soluzione? Non lo so. Ma è che guardando anche video degli altri così, ogni tanto vengono le idee, cioè si può prendere ispirazione. E io ho comprato proprio queste scatole, un set da 6, l'ho pagato penso 64 euro, siamo sui 60 qualcosa euro, sono un po' tanti come soldi, però so che comunque le scatole costano. Non so in negozio quanto costerebbero, non sono neanche andata a vedere nei negozi. La comodità di avere tutto a casa e di non dover uscire, wow. Comunque ho trovato questo sistema e l'unica cosa, devo aprire tutte queste cose qua sottovuoto e capire cosa tenere e cosa no, perché ci sono cose che sono lì da anni che però non uso da anni, quindi effettivamente ha senso tenere roba che non si usa da anni? No. Ecco, quello devo capire, cosa effettivamente tenere e impegnarmi poi a utilizzarlo, che siano vestiti o siano stoffe per casa, qualsiasi roba, e cosa eliminare.
è che in realtà tanta di questa roba io la uso veramente. No, già lì vedo delle maglie che ad esempio non ho mai usato in questi anni. Quindi sì, c'è qualcosa da eliminare. Ma io sono sempre che faccio queste sistemazioni in casa, lo sapete perché dai video lo vedete, io non ho veramente pace con questa situazione qua. E se non ho pace con questa situazione non riesco a essere serena mentalmente. Sappiate che adesso in agosto sto facendo queste cose in casa, sto sistemando e sto capendo se realmente sono necessarie, è necessario avere tutta sta roba. No, non è necessario.